Bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande, qui su Radio Libertà. Allora, premessa tanto ovvia quanto indispensabile: lo Stato di Israele ha commesso almeno un doppio errore, un errore diplomatico e un errore di principio, impedendo, come riportano oggi tutti i giornali, tutti i siti in ampio risalto, al patriarca di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, di entrare alla Basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme per le celebrazioni della Domenica delle Palme. Pizzaballa si è visto imporre l'alt dalla polizia israeliana per manifeste ragioni di sicurezza dal loro punto di vista, ovviamente non per un accanimento sul cardinale Pizzaballa o sul cristianesimo in sé. Ha dovuto fare marcia indietro, ha emesso poi un comunicato in cui raccontava la cosa, raccontava anche la novità assoluta, è un evento che non era mai successo, definendola una misura palesemente irragionevole e gravemente sproporzionata. Una decisione, continua sempre la nota, che rappresenta un grave allontanamento dai principi fondamentali di ragionevolezza, libertà di culto e rispetto dello status quo, che è il rigido codice risalente al 1852 che disciplina la proprietà e i diritti d'uso delle diverse comunità cristiane di questo che è il luogo incandescente del cristianesimo, è il luogo dove pulsa l'anomalia del cristianesimo, il messaggio scandaloso e tuttora vivo del cristianesimo, è il luogo dove, secondo la tradizione, dove la tradizione colloca la crocefissione, la sepoltura e la resurrezione di Gesù. Quindi siamo al cuore teologico, simbolico, fisico, carnale di quell'avventura umana chiamata cristianesimo. Chiaramente è un doppio errore, perché anzitutto da un punto di vista diplomatico, da un punto di vista del racconto pubblico, da un punto di vista anche della strategia di governo, è stato un evidente boomerang che ha partorito giustamente la condanna in questo caso di tutti i governi occidentali, compreso il nostro, compreso l'ambasciatore americano in Israele Akbi, che è uno degli esponenti più filo-israeliani del partito repubblicano, e tant'è che poi è arrivato in fondo l'intervento di Netanyahu, che ha chiarito come il provvedimento sia stato adottato per ragioni di sicurezza anomale, dovute a un momento anomalo in cui il regime iraniano, attenzione, attacca da giorni, manda missili, lancia missili, droni anche contro i luoghi di culto della Terra Santa, peraltro di tutte e tre le religioni monoteiste, Islam compreso. Ha colpito anche la parte araba di Gerusalemme. Detto questo, Netanyahu ha chiarito che è stato adottato per particolare preoccupazione per l'incolumità anzitutto del cardinale Pizzaballa e dei fedeli. Pur comprendendo questa preoccupazione, non appena ho preso dell'incidente, ho dato istruzione all'autorità affinché il patriarca potesse celebrare le funzioni religiose come desidera. Svolta impressa da Netanyahu e conosciuta da Pizzaballa stesso, che ieri sera ha detto non ci eravamo capiti, ha preso atto dello scioglimento diplomatico della vicenda. Doppio errore di Israele, doppio pesismo clamoroso, conclamato, offensivo, ultra ideologico del nostro dibattito pubblico, dei nostri media, dei nostri giornali, perché nessuno pone lo scandalo a monte. La questione senza la quale non ci sarebbero stati a valle queste incompressioni, anche questi errori dello Stato di Israele, e cioè il fatto che un regime totalitario, assassino, teocratico, storico esportatore di terrorismo, morte e dolore in Medio Oriente e nel mondo, per sopravvivere all'attacco israelo-americano, che è soverchiante da un punto di vista della forza, sta adottando una tattica della disperazione volgarmente traducibile come sparare a casaccio, non solo colpendo strutture civili, non solo colpendo alberghi nel Golfo, aeroporti nel Golfo, insediamenti civili a caso ai suoi confini, ma colpendo con missili, bombardando anche i siti religiosi
anche di Gerusalemme, più significativi, patrimonio di tutta l'umanità. In pochi metri c'è una triangolazione dei monoteismi che è veramente il riassunto dei millenni. Il regime iraniano sta lanciando missili contro questi luoghi sacri, compreso il Santo Sepolcro, compreso il luogo più sacro per i cristiani da un punto di vista simbolico e della pregnanza addirittura superiore a San Pietro per quello che viene collocato lì. Il fatto che l'Iran, nella sua strategia della disperazione, stia scagliando missili contro la chiesa del Santo Sepolcro e contro i luoghi di culto dell'area, islamici compresi, non viene neanche nominato nelle cronache. Eppure è la vera definizione di cos'è questo regime e la vera faglia di rottura di civiltà. A noi non verrebbe mai in mente, ovviamente, di fare qualcosa del genere. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.